Ciao a tutti e bentornati allo Scrigno del Calcio. Vi raccontiamo ogni giorno una storia nuova, una storia diversa, e oggi vi voglio parlare della storia di un calciatore che ha rappresentato moltissimo la mia adolescenza, un giocatore molto particolare, ma che piaceva a tutti, a chi era adolescente una trentina d'anni fa, un po' meno di 30 anni fa. Questo giocatore rappresentava veramente anche forse il sogno che chiunque potesse farcela anche in età un po' avanzata. Parliamo di Dario Hübner, il gol veramente che non ha età, che non ha confini, e anche la storia di un personaggio molto particolare. C'è stato pochi giorni fa, poche settimane fa, io quando registro questo video è l'inizio di novembre del 2024, c'è stata in Serie B una partita tra Cesena e Brescia, che sono due delle squadre più rappresentative per l'ex attaccante, tant'è che è stato accolto dal pubblico di Cesena con cori ed affetto. Pensare che tanti non hanno visto, dei giovani che erano allo stadio non hanno mai visto Hübner né giocare né tantomeno giocare a Cesena, eppure è un'istituzione, un vero idolo in Romagna, così come lo è a Brescia, così come lo è a Piacenza, così come lo è a Fano. Giocatori che, come abbiamo raccontato pochi giorni fa per Igor Protti, andate a rivedere il video se ve lo siete perso sul campionato di Protti, quando è stato capocannoniere della Serie A. Protti e Hübner sono gli unici due giocatori ad oggi ad aver vinto la classifica dei marcatori in Serie A, in Serie B e in C1. Hübner ha una particolarità in più rispetto a Protti, che vi vado a dire tra poco. Prima di raccontarvi un po' chi era e com'era Dario Hübner, com'era da calciatore, tuttora grazie a Dio vivente, vi invito ad iscrivervi al canale, tanto è sempre gratis, quindi iscrivetevi, lasciate like, commenti, insomma supportate il canale come più potete. La svolta per Dario Hübner arriva proprio a Fano, quando vince la classifica dei marcatori in Serie C e gli vale la chiamata del Cesena in Serie B. Tra l'altro ha questo cognome particolare con l'H davanti, genitori italiani di Trieste, ma nonno tedesco, quindi il cognome un po' particolare che faceva credere a qualcuno che fosse straniero, era invece italianissimo. Hübner ha sempre avuto, oltre al calcio, due grandi passioni. Una era quella per i Queen e per Freddie Mercury, e ogni anno lui andava in pellegrinaggio davanti alla reggia, potremmo dire, di Freddie Mercury, andava a fare questa sorta di visita alla casa di Londra, e il fumo, le sigarette. Lui ha sempre fumato tanto e ha raccontato sempre di aver fumato anche nell'intervallo delle partite. Non gliene è mai importato niente di fare da quel punto di vista una vita un po' più sana, non gliene è mai importato niente di correre meno, anche perché non si vedeva. Hübner era soprannominato il bisonte perché abbassava la testa e correva palla al piede. Sono stati tantissimi gol fatti in contropiede da Dario Hübner, proprio a testa bassa, anche un po' infischiandosene dei compagni che aveva a fianco. Partiva testa bassa, tirava dritto per dritto di destro e faceva gol. Lo ingaggia il Cesena, come abbiamo detto, in Serie B, 10 gol nella stagione 92-93 e 13 nella stagione 93-94, che sembra quella del grande ritorno del Cesena in Serie A. È un ritorno che non si concretizza perché i romagnoli perdono lo spareggio di Cremona contro il Padova 2-1, nonostante il vantaggio iniziale siglato proprio da Hübner. Sembra che quella stagione possa essere il trampolino di lancio verso la Serie A, e invece Hübner vuole rimanere a Cesena, vuole portare il Cesena in Serie A. Le due stagioni successive saranno deludenti, non tanto per lui quanto per il Cesena, che non riesce a salire in Serie A. Segna 15 gol nella stagione 94-95 e addirittura ne segna 22 nella stagione 95-96, quando diventa capocannoniere della Serie B.
insomma il Cesena sembra pronto finalmente per arrivare in Serie A e non ci riesce neanche nella stagione 96-97, nonostante ad agosto elimini la Roma dalla Coppa Italia, segna Hübner anche lì. Il Cesena addirittura finisce in Serie C, è una stagione drammatica per il Cesena, anche clamorosa, una squadra che aveva in rosa una coppia d'attacco come Hübner e Agostini, finisce clamorosamente in Serie C. Non bastano i gol di Hübner che ne segna 15, a quel punto però non può più rimanere a Cesena. Il Cesena con la sua cessione ci finanzia praticamente la campagna acquisti per tornare in Serie B e Hübner finisce al Brescia. Il Brescia nella stagione 96-97 è arrivato primo in Serie B e quindi Hübner a oltre 30 anni riesce ad esordire in Serie A. E qui si spacca un po' l'opinione pubblica fra chi dice uno che sa far gol li fa ovunque e chi dice è un attaccante di categoria in Serie A non farà un granché. I fantallenatori al fantacalcio, tra chi si dividono anche qui fra chi lo vorrebbe prendere come scommessa e chi non ci crede, ebbene avrà ragione chi lo acquisterà, perché Hübner farà 17 gol, farà 16 gol in Serie A nell'anno del suo esordio in Serie A. Guardate, io vi ho portato qui Brescia-Sampdoria 3-3 della seconda giornata del campionato 97-98 e indovinate un po' Hübner quanti gol fa? 3, tutti e tre i gol del Brescia li segna lui, tripletta. Guardate qui uno dei gol di potenza, tanti gol di potenza in carriera di Hübner, eccolo qua. 16 gol non bastano a salvare il Brescia, che finisce in Serie B, nonostante sia una squadra che lotti anche, non ci riesce, finisce in Serie B. Hübner resta in Serie B, fa 21 gol l'anno dopo, ma non riesce a portare i Lombardi in Serie A, ne fa altrettanti, altri 21 nella stagione successiva 99-2000 e lì sì che il Brescia torna in Serie A. Torna in Serie A, stagione 2000-2001, anche qui l'opinione pubblica e chi fa il fantacalcio si divide, ma forse a 30 e passa anni non sarà più in grado di fare tanti gol. Insomma, morale della favola, il Brescia si salva agevolmente. Hübner in coppia con Roberto Baggio, sapete quanti gol fa? 17, anche uno in più di quelli che aveva fatto al suo esordio in Serie A. E da qui la carriera del Bisonte neanche per idea. Nell'estate del 2001 il Piacenza, che non vuole badare a spese, è tornato in Serie A, spende tantissimi soldi per un giocatore di 34 anni, il Brescia non può dire di no, Hübner va al Piacenza e anche qui si continua a dire ma adesso avrà esaurito la sua vena realizzativa. Ebbene, Hübner, sentite bene chi non sapesse quanti gol ha fatto nel Piacenza nella stagione 2001-2002, Hübner segna 24 gol, capocannoniere della Serie A alla pari di David Trezeguet, che però è Trezeguet e gioca nella Juventus. I gol servono, a differenza di quelli di Protti al Bari, a vincere, oltre che la classifica cannonieri, a salvare il Piacenza, che si salva all'ultima giornata vincendo lo spareggio, diciamo così, insomma lo scontro diretto con il Verona. 24 gol. Io vi ho portato quello che ho trovato, un Piacenza-Venezia 5-0 in cui Hübner fa 2 gol, qui ce n'è uno e poi c'è l'esultanza sotto, e rispetto a Protti ha il record di essere il capocannoniere più anziano nella storia della Serie A, con i suoi 34 anni, verrà battuto da Luca Toni, che nel 2015 vincerà la classifica marcatori con il Verona a 38 anni. E qui un po' finisce la storia di Dario Hübner, quantomeno come grande realizzatore, perché le annate successive saranno in tono minore. L'annata 2002-2003 sarà pessima per il Piacenza, l'ultima in Serie A
degli emiliani, i lapsus, vedete, Hübner segnerà esattamente la metà dei gol della stagione precedente e anzi non la metà, ne segnerà 10 in meno, segnerà 14 gol. Il Piacenza finisce in Serie B, Hübner resta in Serie A andando nella neopromossa Ancona, sarà un fallimento totale, rimarrà fino a gennaio senza segnare mai, non andrà tanto meglio a Perugia nella seconda parte di stagione, segnerà appena 3 gol e in sostanza retrocederà con 2 squadre nello stesso anno, perché alla fine dell'anno sia l'Ancona che il Perugia finiranno in Serie B. Si capisce che iniziano un po' a farsi sentire, inizia un po' a farsi sentire il peso dell'età. L'ultimo vero guizzo fra i professionisti ce l'ha l'anno dopo, stagione 2004-2005, quando scende di 2 categorie, va in Serie C, segna 7 gol che aiutano il Mantova a risalire dopo tantissimi anni in Serie B, e poi le ultime cartucce le spara fra i dilettanti, le spara in Serie D al Chieri e al Rodengo Saiano, e poi in una squadra, mi sono segnato il nome perché non me la ricordo, l'Orsa Corte Franca. Scusatemi, i tifosi dell'Orsa Corte Franca mi scuseranno, ma non la conosco. Ha più di 40 anni, segnerà 58 gol in 3 anni e saranno orgogliosi i tifosi di questa squadra di aver avuto Dario Hübner in rosa per 3 anni. E oggi Dario Hübner è un simpatico pensionato, per così dire, fuma sempre le sue sigarette, beve sempre la sua grappa, ha messo un po' di pancetta, a dimostrazione che forse la cura del fisico non è mai stata davvero la sua passione, la sua ossessione erano i gol, si divertiva a farli e verrà ricordato in carriera per aver segnato veramente tanti gol. E noi, bambini e adolescenti dell'epoca, un po' forse speravamo di diventare il Dario Hübner del futuro, perché era veramente l'attaccante venuto dal niente, non forse bravissimo tecnicamente, era anche un po' grezzo, ma faceva tanti gol, era tanto efficace. E questa è la storia di Dario Hübner, un attaccante veramente indimenticabile, ma anche tanto forte. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao a tutti.